Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Urban Empire. Oggi ci lanceremo all'interno di una nuova avventura. Vediamo un pochettino se riusciamo a trovare la nostra città. Allora, vediamo un po', non è una nuova avventura, è sempre la vecchia avventura, solo che ogni volta mi metto a cercare la città qui e lì. E allora ci giriamo tutta la Route 66, tutto il lago del Nord America, eccola qua al di là della collina. Benissimo, la nostra cara Whitburg che stiamo costruendo. E allora, andiamo avanti. Prima missione, mental disabilities. Your wife gave birth to your first child, Conrad, che bella pronuncia che ho. From early on it becomes clear that is not blessed with mental health. E allora, health. Quando cresce, appunto, le persone hanno paura di lui e del suo, diciamo, che entri in famiglia. Comunque noi rifiutiamo le accuse e proviamo a vivere come abbiamo sempre fatto. Benissimo, andiamo avanti. Allora, come vi dicevo anche l'altra volta, è un po' che non carico video, però sto cercando di fare il possibile per caricarne più che posso. Ho caricato anche l'altra volta Yu-Gi-Oh! E ho visto che non vi è piaciuto però più di tanto, quindi non lo porterò avanti. E più che altro stiamo cercando di riprendersi da questa crisi economica, meno 44, meno 42 mila dollari, grazie al nuovo quartiere. Diciamo ce la stiamo cavando bene perché arrivano nuove persone in città. Intanto le unioni, labor unions, con la presente proposta dei cittadini, a loro sia concesso di formare unioni labor union. Non so cosa siano, però supportiamole e vediamo come va la proposta. Ovviamente ho visto che c'erano dei fattori positivi. Il telefono, ragazzi, lo stiamo per portare avanti e cercheremo di far sì che i servizi siano migliori con la scoperta del telefono. Vado un po' più di fretta perché voglio avanzare subito a qualche altra era e cercare di snellire un po' questa parte iniziale per farvi vedere anche qualche altra cosa di nuovo. Quindi vediamo di andare avanti e vediamo un po'. E meno 39, ci stiamo riprendendo dalla crisi economica, però siamo sempre messi un po' nei guai perché i soldi non è che ne abbiamo tanti, potete vedere il budget è sempre negativo e i fondi personali non è che sono poi al di là di quello che abbiamo fatto molto elevati, quindi attenzione a come giostriamo sti soldi. Vediamo un po' cosa sta succedendo. Vediamo intanto di fare una richiesta al nostro partito, eccolo qua, il giovane partito Swerelian. Quest'altro, vediamo pure di spostarlo dalla nostra parte, perché ho visto che è una proposta che serve. Quello neanche lo tocchiamo e cerchiamo di vincere con questi. Ok, vediamo di continuare. Lo school budget, vediamo un pochettino. Il partito vecchio Swerelian è arrivato su con una proposta, diciamo, non tanto popolare del taglio della scuola, però dei fondi della scuola. Come faremo? Definitely not. Ok, quindi ovviamente abbiamo guadagnato un tratto in più per quanto riguarda il tratto populista e ce la siamo cavata così molto rapidamente e tranquillamente. Allora, vediamo come vanno sempre queste elezioni. Qua ce la stiamo cavando. Vediamo di offrire un altro po' di supporto ai nostri partiti che ci stanno più vicini. Se voi ci rispettate, loro devono votare sì, al solito. Queste ormai le conosciamo benissimo dalle vecchie azioni. E ovviamente il partito fisiocratico continua a vincere con il maggior numero degli elementi al suo interno. E vediamo. 1880 dovremmo ormai... Ah, il telefono è arrivato, ragazzi. Attenzione, ci arriva una telefonata diretta che il telefono è stato scoperto. The bathtub was invented in 1850 and the telephone in 1875. In other words, had you been living in 1850, you could have sat in the bathtub for 25 years without having to answer the phone. Bene. E allora, siamo riusciti a scoprire le linee telefoniche, le banche e anche le librerie pubbliche. Quindi adesso ci lanciamo, avevo visto prima, sulla dinamite, che è interessante per l'industria delle armi e per le compagnie di costruzioni, che potrebbero darci davvero, potrebbero aiutarci e a livello è proprio economico, visto che siamo in crisi. God's Wrath. Whatever the proposition, big or small, you can guarantee that Simon von Plzvlen will oppose it. He claims that your soul mental state is the price you pay to the deal to rise from the lower class to become mayor, and on the other days the deal with the deal is the reason or the support to your causes. On any normal day you can disagree with his ramblings, but on the day that you hear your wife is pregnant again, you lost your temper for the first time. Perdiamo la nostra for the first time. Perdiamo la pazienza, a quanto pare, perché ci hanno accusato del nostro successo che abbiamo avuto tramite
per essere quindi diciamo arrivati al potere dalla classe più bassa alla classe più alta, diciamo, e quindi è difficile prendere queste accuse, diciamo, seriamente. Diciamo che abbiamo preso una posizione, adesso ci sono le varie conseguenze dei vari partiti: Fisiocratico, Democratic Party, Sverelian, e ovviamente abbiamo guadagnato qualcosa a livello del tratto sociale. Ok, e allora vediamo un pochettino cosa è successo per il diritto di queste unioni. Vediamo come vanno i voti. Il partito fisiocratico è il più potente della nostra diciamo combriccola, eccolo qui, che ci permette anche di portare avanti questa nuova idea. Su questi Labour Party, che non è che abbia capito cosa siano principalmente, però ci hanno dato vantaggi per quanto riguarda Social Life Service e Social Life. Comunque sarebbe davvero, ragazzi, molto utile una traduzione in italiano per riuscire a comprendere appieno il gioco, perché ha molto potenziale secondo me. Ovviamente lingua italiana sarebbe proprio perfetto, perché ci permetterebbe di capirlo proprio appieno, così ovviamente lo capiamo, però in maniera sempre un po' diversa da come sarebbe se fosse, diciamo, direttamente in italiano. Comunque, Labour Organization was ratified today, lifting restrictions on workplace associations with legal unions and tolerate many expected company. Allora, non fate errori, che potrebbe essere la fine dell'industria nella nostra nazione. Comunque è una posizione presa per avvantaggiare, diciamo, gli industriali, e noi la accogliamo in maniera tranquilla. Quindi se ci fosse davvero una patch in italiano sarebbe tutto molto più tranquillo e molto più semplice. Per via della crisi economica noi faremo una visita a Vienna per richiedere soldi che tenteranno di arginare il buco che abbiamo nelle casse dello Stato, e ovviamente il nostro prestigio è leggermente diminuito, o no? È aumentato? È strano, perché avendo richiesto soldi alla madrepatria dovremmo aver perso del prestigio, però forse l'abbiamo guadagnato, ma è una cosa abbastanza improbabile. Comunque, il gioco è anche un po' una specie di sasso carta forbice con questi piccoli indicatori. C'è ancora la crisi, quindi io faccio una visita a Vienna per richiedere denaro, e potete vedere che stranamente però il prestigio non è diminuito. Ma come mai? Forse delle vecchie posizioni che abbiamo preso, per le vecchie posizioni politiche che abbiamo preso. La dinamite comunque è stata scoperta, quasi, perché è arrivata una missione. Che cosa dice? Che Alfred Nobel dalla Svezia ha combinato la nitroglicerina con differenti assorbenti e stabilizzatori per creare la dinamite, un sicuro esplosivo potente, per modo di dire sicuro. Questa invenzione chiaramente offre molti benefici alla tua città, all'amministrazione della tua città, ed è al momento come potrebbe essere usata al meglio nella città, nella Arm Industries per esempio. Va bene, proviamo. E comunque vi stavo dicendo, appunto, questa specie di sasso carta forbice aumenta la domanda industriale, diminuisce commerciale e così via. Quindi attenzione a questi indicatori. Allora, oggi mi sta finendo un po' la voce prima del tempo, non so perché. Vediamo qua. Con la presente proponiamo che tutti i cittadini deserve a safe working environment free of lethal hazard. This would improve security and health but put a strain in our vabbè, cerchiamo di portare avanti e supportare la salute dei nostri cittadini, quindi la sicurezza sul posto di lavoro è in discussione per la nostra popolazione. Quindi andiamo avanti, prendiamo questo partito, cerchiamo di portarlo dalla nostra parte. Il Partito Democratico è sempre spigoloso, ma ha 6 membri, quindi non è che ci interessa più di tanto pregarlo, perché in consiglio conta molto meno degli altri, quindi attenzione. E meno 24 per il budget mensile, sempre. Però la crisi sta finendo, ma ce la stiamo portando alla lunga. E allora, stavolta il partito Sverelian vince le elezioni, quindi attenzione, dovrebbero essere parecchi quelli, che dovrebbe essere questo quello giovane, che a noi non importa più di tanto, ma quello vecchio potete vedere che All Sverelian ha un buon numero di partecipanti che ci fanno davvero molto comodo. E vediamo. City Hall, questo non ci interessa. La dinamica. Good wishes alone will not ensure peace. Potete vedere industria di armi, compagnie di costruzioni. Bene, allora, vediamo cosa fare.
alluminio. Questo potrebbe essere interessante. Clocksmiths, railroad level crossing, personal hygiene, ok, potrebbe essere utile per aumentare la salute, però anche l'idraulica. Combustione. Sì, proviamo la combustione. Termodinamica, macchine, motori a scoppio, motori diesel e tutto quello che vogliamo. Ok, agosto. È aumentata parecchio la domanda industriale. Vediamo se possiamo fare un nuovo distretto a livello industriale. Allora, vediamo di ragionare. Ok, un po'. No, aspetta, ecco, perfetto. 1, 2. Quanto costa? Troppo piccolo. Cerchiamo di allungarlo, ma con criterio e con attenzione per non spendere troppo. Vediamo. Ecco. Perfetto. Piano, piano, che ogni millimetro quadro è una mazzata sui piedi che ci diamo. Allora, costa 208.000. Ne abbiamo 287. Possiamo cavarcela con col nostro denaro. E quindi confermiamo questo piano. E questa dovrebbe essere un'area principalmente industriale e commerciale. Via la residenza. Qui non ci sta nessuno. Proviamo così. Domanda residenziale ancora più bassa. Ecco, attenzione però che giostrando questi indicatori male. Vabbè, ma poi possiamo anche cambiare. Proviamo questa volta media densità. Vabbè, troppo caro. Ok, media densità sarebbe ottimo, però. Ok, 38, 42, no, più 38 qua, in proporzione 30, 47, 22. Sì, vai, conferma. Ma queste costano, maledizione. Non abbiamo tutti questi soldi per l'impianto elettrico e per l'acqua. Pure le linee telefoniche ovviamente costano. Ah no, le linee telefoniche costano appena 15.000, sono sempre soldoni. Li faremo più avanti quando avremo tutto quello che ci serve. Propone il distretto tutti contro, ma io uso i miei fondi personali e quindi verrà fatto lo stesso. Perfetto. Benissimo, tutto industrie. Vediamo un po' come va. Forza ragazzi, posizionatele così noi ce la caviamo alla grande a livello. Io voglio ripristinare questa situazione economica al più presto, così posso rimodernare tutta la città. Ecco, meno 18, meno 16, potete vedere che ha funzionato. Perfetto, meno male che ci sono arrivati questi soldi. Vediamo qua come va con le condizioni. Tutti i cittadini ci devono aiutare. Forza, andiamo. Cos'è questo? Allora, la vediamo un pochettino, dovrebbe essere, se non sbaglio, alleviare le punizioni per la sodomia. Ok, supportiamo, quindi con la presente proposto che le punizioni per la sodomia siano quindi alleviate, quindi noi supportiamo. E ok, vediamo un po' sotto, quindi consiglio, sotto analisi. Ok, posto. Vediamo di fare qualcosa. Portiamo. Il partito fisiocratico contro. Qua siamo nei guai. Allora. Ok. Perfetto. Gli abbiamo detto una parolina nell'orecchio al capo. Perfetto. Opporvi garantirà un'opposizione anche al nostro progresso. Qua invece stiamo votando alla grande. E andiamo. Combustione. E tutto il resto. Oh, attenzione, siamo pronti per il voto, ma come può essere? Ah no, appelliamoci l'ultima volta. Tutti i cittadini. Ragazzi, andiamo avanti. Se voi li rispettano tutti, devono votare sì. Perfetto. E voi, mi raccomando, partito giovanile, riconsideratelo. Ok, voi potete già votare. Io ho detto quello che dovevo dire. Vai, 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 abbiamo vinto anche stavolta. Sì, che sono un po' facili queste elezioni. Quindi 5 punti in più per quanto riguarda quindi tutti i cittadini e anche il City Hall. Bene, questo però non cioè, guardiamo adesso anche l'altra elezione. L'altra elezione pure io. L'altra proposta. Vediamo un po'. 32, perfetto. Vediamo di iniziarla. Vediamo. Ok, siamo riusciti a migliorare le condizioni dei cittadini. Ok, passata, perfetto. Quindi alla grande. Allora, vediamo qua come sta andando. Vediamo un po'. Allora, gli manca ovviamente tutto ciò che potrebbe essere interessante, però con la nostra combustione vediamo di incoraggiare la produzione locale e questo ci garantisce quindi un vantaggio a livello industriale. Perfetto, stiamo
guadagnando. Potete vedere che il bilancio sta salendo o sta scendendo? Sta salendo al momento. Perché? Vediamo un po'. C'è qualcosa di strano. Le industrie ci sono e siamo a posto. Vediamo un po' perché. Eravamo arrivati a 8000. Io ho addirittura cercato di favorire la produzione locale. Vediamo come possiamo fare. Promote business. Vediamo di provare ad aiutare qualche azienda locale. Ok. Il fatto è che aumentando anche le residenze aumentano anche i posti di lavoro e così via. Quindi è una catena. Ok. Perfetto. Siamo già a -1 con qualcosa, mi pare. Mi pare di no. Vediamo un po'. Ah, bad manners. Vediamo un po'. Bad manners. Cattive maniere, credo. Allora, il tuo assistente has been spying on a consular on the Free Democratic Party. Ve lo ricordate, l'avevamo inviato nel video precedente. L'assistent ha seguito lui a vaudeville e show him shouting dirty comments to burlesque dancer. He also tried to harass Iraq. Cosa farai? Ci teniamo l'informazione per noi per adesso, poi vediamo. Ok. Vediamo un po'. Allora ragazzi, ho salvato un attimino la partita. Save successful, eccolo qui. Combustione, penso l'educazione qua ogni 2-3 è una missione. Io non mi posso però un attimo concentrare. Il fatto è che le missioni non sono obbligatorie. Dopo il periodo di tempo in rosso che va a scadere non appaiono. Però io più o meno volevo vederle tutte, anche per farvele vedere un po' a voi e quali erano le possibilità. Comunque questa non lo so, guardiamola un attimo e vediamo un po'. La tua figlia Carla è adesso vecchia, è grande abbastanza per entrare a scuola. Vediamo un po'. Mentre normalmente le ragazze otterrebbero un'educazione nominale, tu hai deciso di dare a Carla la migliore educazione possibile e quindi la mandiamo all'estero per una mixed gender school. Qui praticamente ogni cosa che facciamo. I build engines and attach wheels to them. Enzo Ferrari, mamma mia. Allora, via. Ok. E adesso con la combustione facciamo le comunicazioni avanzate. Ok, negozio di libri, post office. Sì, ok, però io volevo un attimino dare un'occhiata qua. Allora, vi stavo dicendo, vediamo come va la situazione economica. -10 ancora. Qualsiasi cosa facciamo, diciamo che qualsiasi cosa, mettiamo un piede fuori di casa, una missione. Ci facciamo la doccia, un'altra missione. Andiamo a pescare, un'altra missione. Tagliamo un albero, qualsiasi cosa dobbiamo intervenire e votare, fare qualsiasi cosa. Ecco, police funding per esempio adesso potete vedere un'altra questione che ovviamente le finanze stanno diciamo sono in crisi e allora vediamo un pochettino di tagliare il budget. Sì, ok, questa volta sì, e supportiamo di diminuire il budget ai poliziotti perché non possiamo continuare così. Allora ragazzi, questa era una prima un altro diciamo gameplay. Vediamo di continuare adesso all'interno del prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo andati un pochettino avanti. Oggi diciamo video un po' più veloce del solito. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi sempre di questa serie, se vi sta piacendo oppure no. Ho visto che il primo video vi è piaciuto parecchio, poi gli altri un po' meno, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi vediamo se portare avanti questa serie oppure portare avanti qualche altra cosa tipo Battlefield 1. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!